Stadio Pietro Cangemi di Torregrotta, quinto turno del campione di terza categoria messinese per il girone A. La formazione torrese ospitava il Città di Villafranca in quello che è il derby tirrenico, formazione di mister Aragona, reduce dal pari per 2-2 contro il Malfa. Grazie all'ausilio delle nostre immagini scopriamo i 22 protagonisti di questa sfida con il 4-3-3 del Torregrotta, con Maceri a difesa della propria porta, linea difensiva da destra verso sinistra con Mondo, Merlino, Visalli e Arizzi, in mediana La Spada, Scibilia e Balai, tridente offensivo composto da De Luca, Iannello e Abate. Completo a strisce verticali il rosso-blu per i padroni di casa, maglia bianca invece con inserti verdi per il Città di Villafranca. A dirigere l'incontro il signor Giovanni Venuto della sezione di Messina, quando grazie alle immagini di Francesco Morabito possiamo passare a raccontarvi del film che si apre col primo tentativo. Dopo una ventina di minuti ci prova dalla distanza Scibilia, al 25esimo lancio in profondità di Cangemi per Amendolia che sprinta sul binario mancino. Amendolia si presenta a tu per tu con l'estremo difensore avversario, lo salta Amendolia e porta in vantaggio il Città di Villafranca. Supera anche Maceri nella porta ormai sguarnita, porta in vantaggio la formazione bianco-verde 0-1 al 25esimo allo stadio Pietro Cangemi di Torregrotta. La scorribanda sul binario mancino da parte di Amendolia ha portato così in vantaggio il Villafranca. 2 minuti più tardi prova a reagire la formazione locale, cross dalla destra per Iannello che non arriva all'appuntamento col possibile gol del pari. La mezz'ora assist illuminante di Salpietro, si rendono ancora una volta pericolosi i ragazzi del Villafranca in avanti. Salta l'estremo difensore Maceri, deposita nella porta ormai sguarnita ma viene fermato in posizione di offside. Currò successivamente ammonito al 35esimo e Arizzi che prova a dare verbo sul binario mancino, mette dentro la sfera per De Luca che prova a girarsi, ci abbatta un po' il pallone. Termina così la prima frazione di gioco, duplice fischio, squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 0-1. Decide sin qui la rete di Amendolia al 25esimo. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa. Al 57esimo De Luca recupera la sfera, conclude ma Venuto è bravo a smanacciare in corner. Al 60esimo primo cambio, esce per infortunio Visalli, al suo posto Cangemi. Minuto 62, angolo sulla testa di Merlino, riesce a salvare tutto però la retroguardia bianco-verde. Al 65esimo lancio in profondità per Amendolia, è un rewind del gol che ha portato al vantaggio del Villafranca. Questa volta Amendolia si presenta ancora una volta tu per tu con l'estremo difensore torrese che si esalta con questo balzo felino. Al 68esimo espulso Currò a seguito della sostituzione, battibecco col tecnico torrese, allontanato allora anche mister Aragona. Al 70esimo al corner di Iannello, prova a deviarla di tacco senza centrare però il bersaglio grosso. Al 71esimo esce Mondo, entra Ragusa. Minuto 73, La Spada serve di testa di Iannello che supera l'avversario ma calcia alto sopra la traversa. All'80esimo esce La Spada, dentro Leo Saia, momenti coincidati infatti. Corner infatti per il Torregrotta, non arriva nessuno, arriva invece De Luca all'appuntamento sul secondo palo, 1-1. La riacciuffata la formazione padrona di casa, riporta velocemente il pallone in zona mediana. Ancora un cambio per i torresi, infatti dentro Previdi in luogo di Abate. All'88esimo ancora un'espulsione però sul giro palla del Torregrotta. Scibilia perde palla e perde anche la testa atterrando Amendolia, lanciato verso la porta torrese. Ineccepibile secondo giallo ed espulsione per il Torregrotta che, nonostante l'inferiorità numerica al 90+3 con Leo Saia sul punto di battuta di questo corner dalla sinistra, posiziona il pallone sulla lunetta. Leo Saia, Merlino ci mette il piedone, l'ha ribaltata il Torregrotta in 10 minuti nonostante l'inferiorità numerica. L'iniziale svantaggio firmato da Amendolia con le reti nel finale di De Luca e Merlino, il difensore goleador, seconda rete stagionale per lui. Termina così al Cangemi di Torregrotta il derby, va alla formazione rosso-blu di mister Aragona un saluto. Allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.